Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti dall'esterno dello Stadio Maradona, dove fra pochissimi minuti giungerà il pullman della SSC Napoli per la sfida contro il Barcellona, valida per i playoff di Europa League, gara di ritorno con gli azzurri che devono o vincere o pareggiare per poi andare ai supplementari e ai rigori per poter passare al turno successivo, ovvero gli ottavi di finale. Ma ovviamente adesso ci soffermiamo su quanto sta accadendo all'esterno dello stadio Maradona. Tantissimi tifosi in questo momento all'esterno del gate dei distinti e della curva, dove fra pochissimi minuti arriverà il pullman della squadra partenopea. Sono davvero tantissimi i supporters, come potete vedere, che sono accorsi qui per assistere all'arrivo del pullman e a supportare la squadra azzurra, soprattutto per quanto riguarda i primi tifosi che salutano. Giustamente a breve magari andiamo anche a salutare, anzi direi di iniziare subito andando da dei tifosi speciali, di cui con una bella famigliola fra padre e due figli, direttamente da Civitavecchia, e andiamo a salutare. Lei è? Giuseppe Lauro. Poi i due piccoli? Emanuele Lauro. Laura Daniela. Vengono da Civitavecchia ma tifano Napoli. E innanzitutto un pronostico per stasera, non so se siete scaramantici o meno, però un pronostico? Io sono un po' scaramantico, che vinca il migliore, però sarà molto combattuta. Invece i due figli? Speriamo, è una parte, come ha detto papà, è una partita Piccolo. E invece il giocatore che potrebbe essere decisivo, togliendo i pronostici dal discorso? È l'unico che sta dando la differenza. La domenica scorsa, appena che è entrato, subito è stato determinante. Spero che si ripeta. Zelisci come l'è andata? il segno pure può fare qualcosa. Grazie mille ai tifosi da Civitavecchia con il Napoli nel cuore, ovviamente speriamo che vada bene questa sera. Ci sono anche altri tifosi che vogliono intervenire, c'è qualcuno qui? Prego, prego. Un pronostico per stasera, Calcio Napoli 24, siamo in diretta. Decisivo sia da una parte che dall'altra. Invece per quanto riguarda l'Europa League, potrebbe in caso di qualificazione andare avanti, ci credi? Vinca l'Europa League. Addirittura. Grazie mille al nostro giovane tifoso. Qualcun altro che vuole essere intervistato? Lui che prima faceva il video, però adesso viene anche lui in diretta, mentre ricordiamo che siamo all'esterno dello stadio Maradona con il Napoli che sta per arrivare col pullman. Siamo in diretta su Calcio Napoli 24 e mentre il pullman sta per arrivare, e ora intervistiamo un altro tifoso. Un pronostico per stasera? Buonasera. 2-0 per il Napoli. Quindi è fiducioso? Molto, doppietta di Osimhen. Anche quindi il marcatore, grazie mille. E invece per il Barcellona teme qualcuno in particolare? Il Barcellona? Teme qualcuno in particolare? Nessuno. Paura di nessuno, vincerà il Napoli, speriamo bene. Grazie mille al tifoso in questione. Mentre continuiamo, siamo in diretta su Calcio Napoli 24. Vuole intervenire anche lei, dato che vedo che è interessato? Innanzitutto un pronostico, anche se sappiamo che a Napoli non si fanno, però. Pronostico, io spero un 1-0. Poi bisogna vedere, perché comunque è una partita non facile, addirittura si potrebbe andare ai supplementari, speriamo in bene. E si aspettava questa bolgia di pubblico giustamente per questa sfida? Ovviamente il 75% di pubblico alla Maradona, però sarà sold out, si aspettava tutto questo calore? Certo, me l'aspettavo. Napoli diciamo di fronte alle partite importanti non viene mai meno. Siamo un pubblico fantastico, speriamo in bene, ti ripeto. Speriamo bene, grazie mille. C'è qualcun altro qui che vuole intervenire fra una birra e l'altra? Siamo in diretta su Calcio Napoli 24 per commentare Napoli-Barcellona, sensazioni, pronostici? Sai, dopo la prestazione di Cagliari i dubbi ci sono, però le premesse per fare bene ci sono tutte. Possibile giocatore decisivo nel Napoli? Chi può essere? Ma sicuramente Insigne, che ha motivi di rivalsa nell'ultimo periodo, guarda. Grazie mille. Continuiamo il nostro già in diretta, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Calcio Napoli 24, mentre continuiamo qui il nostro giro fra i tifosi, vediamo che
sta davvero diventando molto calda la situazione, ma ci sono anche due giovani tifosi che avevo già intercettato prima, che sono Vincenzo, Antonio. allora Vincenzo e Antonio. Innanzitutto l'ho chiesto a tutti, lo chiedo anche a voi, un pronostico per stasera. Per me finisce 2-2. 2-0 Napoli. Quindi o supplementari o Napoli già vincente. E il giocatore che può essere decisivo questa sera, sto raccogliendo un po' le opinioni di tutti. Per il momento vincono Insigne e Osimhen, secondo voi invece? Ovviamente Osimhen, ma anche Fabian Ruiz e Koulibaly faranno sicuramente un bel lavoro. Osimhen uomo partita. E invece del Barcellona, fra Aubameyang, Traoré, Pedri, Ferran Torres, chi temete di più? Io credo che Ferran Torres cercherà di prendersi la rivincita. Aubameyang per me. Grazie mille ai nostri due amici e buona partita, ovviamente forza Napoli. Continuiamo il nostro giro qui all'esterno dello stadio Maradona, mentre appunto vediamo che il Napoli sta per i tifosi che ci filmano, il Napoli che sta per arrivare, e ribadiamo come gli azzurri sono in procinto di giungere qui al Maradona. La formazione probabile della squadra di Spalletti è il 4-2-3-1 con ovviamente in porta Meret, l'aveva annunciato Spalletti, poi in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Fabian Ruiz e Demme, ovviamente il centrocampista tedesco, mentre sulla tre quarti Elmas, Zielinski e Insigne, alle spalle di Victor Osimhen, che ovviamente sarà prontissimo a giocare da titolare dopo essere subentrato a Cagliari. Ricordiamo che mancano davvero pochissimi minuti all'arrivo del pullman del Napoli e prevedo una folla disumana qui all'esterno del gate d'ingresso del pullman, perché c'è davvero tantissima gente pronta a sostenere la squadra partenopea. C'è qualcuno che vuole intervenire, quindi andiamo a salutarlo. Andiamo proprio in mezzo ai tifosi in diretta su Calcio Napoli 24. Grazie, un parere, un pronostico anche sul Napoli-Barcellona e quali sono le sue sensazioni, diciamo. Allora, il pronostico è inutile a dirlo, un 1-0 va benissimo, il minimo è indispensabile. Per le sensazioni giochiamo contro una grande squadra, quindi il rischio c'è ed è altissimo. Il Napoli almeno per i primi minuti deve approfittare, non subire reti. Se non subisce la pressione nei primi minuti c'è qualche speranza che ce la possiamo fare. E dopo Cagliari crede nella rimonta a livello mentale più che altro, dato che nel primo tempo si è giocato davvero male in Sardegna? Allora, c'ho qualche dubbio, però dai, alla fine bisogna dare un po' di forza a sta squadra, perché se siamo sempre pessimisti non andiamo da nessuna parte. Quindi forza Napoli e vinciamo lo scudetto, vai! Forza Napoli! Vai! Forza Napoli oggi! Bravi, anche i bimbi che crescono sani e belli. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vuole intervenire anche lei? Vuole? Due domande. Forza Napoli! Forza Napoli, semplicissimo, meglio di qualsiasi altra cosa. Ciao, forza Napoli! Anche... Forza Napoli! Forza Napoli! Grazie. Ribadiamo come siamo qui all'esterno del gate d'ingresso del pullman della SSC Napoli. La formazione del Barcellona, che prima invece non era stata ancora enunciata da me, la probabile formazione almeno, con Ter Stegen in porta, poi Araujo, Dest, Piqué e Jordi Alba, centrocampo Busquets, Pedri e ovviamente De Jong, in attacco Gavi, Ferran Torres e Aubameyang, che dovrebbe partire titolare, mentre Adama Traoré probabilmente dovrebbe partire dalla panchina. C'è qualcun altro qui che vuole intervenire perché mi stava guardando, però no, evitiamo. Però allora continuiamo con il racconto di quanto sta accadendo qui all'esterno del Maradona, quando mancano penso 3-4 minuti all'arrivo del Napoli, perché anzi dovrebbe essere già in ritardo, però facciamo finta di nulla. C'è qualcun altro che vuole intervenire perché vedo che guarda con attenzione la telecamera. Innanzitutto un pronostico e anche il suo nome. Antonio, il pronostico 2-1 per il Napoli, che sia per auspicio per la pace nel mondo. Forza Napoli. Tra l'altro una giornata non proprio felicissima a livello mondiale, però se dobbiamo dare uno sguardo felice pensiamo alla partita. E un giocatore che potrebbe essere fondamentale questa sera per il Napoli? Insigne. Vedo che il capitano, grazie mille innanzitutto, vedo che il capitano è fra i giocatori più quotati qui fra i tifosi. Ricordiamo che siamo in diretta su Calcio Napoli 24 sulla nostra pagina Facebook e a breve appunto vedremo l'arrivo del pullman del Napoli che sta per giungere insieme a quello del Barcellona, che
ci dicono dovrebbe però subentrare nella pancia del Maradona dalla parte opposta a quella dove ci troviamo adesso, quindi non dovremmo vederlo, però ovviamente noi vi terremo aggiornati su tutto e ovviamente poi vi ricordo come prassi di seguire tutto in diretta sul sito di calcianopoli24.it, ovviamente per avere tutte le notizie e immagini in diretta per quanto riguarda gli azzurri e questa partita. C'è qualcuno che vuole intervenire? Innanzitutto un pronostico e anche il tuo nome. Vittorio 2-2 e vinciamo i rigori. Madonna mia, un'ansia terribile sarebbe, però c'è più tensione, è meglio, godiamo di più la partita. Ti lascio perché sta arrivando il pullman. Ecco qui il caos tremendo di cui vi parlavo. Provo a defilarmi per dare uno sguardo migliore. Arriva il Barcellona, ecco. Vi lascio al caos che si sta generando. Dall'altro lato, però avete visto come l'atmosfera è, direi, bollente per dire poco. Quanto riguarda l'esterno dello stadio si sta ballando vari ingressi, giocatori, staff e dirigenti e sponsor. Siamo tutti quanti insieme con due pullman, avete visto, ricordiamo anche la formazione del Barcellona e anche quella del Napoli, perché se la fosse persa un po' perlomeno le probabili, perché non sono però ricordiamo come il Napoli dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 con Meret in porta, poi e Rachmani centrali, sugli esterni, mentre Delle Ruiz a centrocampo e in attacco Zilinski, Elmas e Insigne alle spalle di Osimhen. Per quanto riguarda il Barcellona invece Ter Stegen in porta ovviamente, con Araujo, Piqué, Jordi Alba e Dest in difesa, Busquets, Pedri e De Jong a centrocampo, Aubameyang, Gavi e Ferran Torres in attacco. Mentre è stato molto caloroso prima l'accoglienza da parte dei tifosi del Napoli del Barcellona al pullman del Barcellona, scusate, mentre i tifosi del Barcellona sono già arrivati al lato opposto dello stadio, dove, a fianco della curva A, mentre vediamo che la polizia si sta sistemando, quindi dovrebbe davvero
essere questione di secondi per l'arrivo del Napoli. Si stanno creando le due ali. Sì, infatti dovrebbero volerci giusto qualche minuto, penso, perché davvero le forze dell'ordine stanno effettuando il loro lavoro per far sì che per far sì, adesso intervistiamo anche altri tipi, per far sì che la situazione diventi più tranquilla. Siamo in diretta su Forza Napoli 24, Forza Napoli. Prego, allora un pronostico per stasera. Marcatore Osimhen. E anche tu hai urlato adesso contro il pullman, anche tu hai urlato contro il pullman adesso del Barcellona? Chi è che temi di più? Ferran Torres. Aubameyang, Adama Traoré. Perfetto, invece per quanto riguarda il Napoli, quindi sei fiducioso, una bella vittoria? Si sblocca contro una big. Speriamo bene, invece il nonno, il padre, chi è? Il padre? Va bene, solo un Forza Napoli. Sempre, esatto. Qui qualcuno che vuole intervenire, siamo a pochi minuti da Napoli-Barcellona, un pronostico su Calcio Napoli 24. Aspetta! Io penso che assolutamente sia il Barcellona che il Napoli sono le squadre ovviamente si ritrova il Napoli. Ovviamente. E invece una sensazione da parte tua? Sappi che se dovesse andare male è colpa tua, quindi. No, ma anche io sempre Forza Napoli, il Napoli spero che vinca ovviamente. Meno male, mi raccomando, ora che arriva il pullman, tranquilli, se no. No, fate casino, fate quello che volete, non mi raccomando. Grazie. Siamo in diretta su Calcio Napoli 24. Ah, ok. Adesso siamo ancora per pochi minuti, penso, perché per l'arrivo del pullman che sta per arrivare, davvero la situazione è abbastanza critica a livello di viabilità, perché c'è qualcuno che sta provando a dirimere la situazione a livello di traffico, però la situazione è davvero quasi qualcuno che vuole intervenire. Un pronostico e anche innanzitutto un saluto, se avete qualcuno da salutare, chi siete voi? Marcatore Osimhen. E l'ho chiesto un po' a tutti, del Barcellona invece chi temi di più? L'ultimo baluardo Piqué, potrebbe essere lui l'osso duro. E invece guardando avanti, sorridendo e con ottimismo, in caso di qualificazione, credi che il Napoli possa puntare sull'Europa League e anche sullo scudetto contemporaneamente? Grazie mille, intanto ribadiamo come davvero sia questione di istanti, anzi ripetiamo come sia anche abbastanza in ritardo prima del Napoli. Davvero un altro po' di poco tempo per l'inizio di riscaldamento, quindi stiamo a vedere, soprattutto non capiamo il motivo di questo ritardo, però attendiamo ancora fiduciosi più che altro, perché è per forza la fede arrivare la squadra, però ribadiamo come manchi ormai pochissimo, praticamente un'ora e mezza scarsa dalla gara, con il Napoli che dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 solito, con Meretti in porta al posto di Ospina come aveva già annunciato Spalletti in conferenza. Poi esatto, il tifoso di Pina si sta disperando per Meretti titolare, però sono sue opinioni. In difesa poi Di Lorenzo, Koulibaly e Rachmani in difesa con Mario Rui a sinistra, mentre Dem e Fabian Ruiz centrali di centrocampo, con Elmas, Zielinski e Insigne, Spalletti, Victor Osimhen, che è il bomber di questa sera, con Mertens pronto a subentrare, sperando che non debba essere vitale il suo ingresso in campo. Mentre il Barcellona, ma rivediamo tra l'altro che tutta questa folla c'è perché appunto stasera ci sarà il sold out al Maradona, sold out per modo di dire, perché prima sarà il sold out sul 75% di biglietti disponibili causa le normative motivo per cui sarà sold out del 75% e quindi
dovrebbe essere anzi la partita con il maggior numero di tifosi, grazie al fatto che ci sono state queste restrizioni mancate sull'ingresso dei tifosi. Dicevamo invece come il Barcellona giocherà con il 4-3 di Xavi, con Ter Stegen in porta, che ieri tra l'altro ha parlato con Xavi in conferenza. Xavi ha detto che se Maradona non avesse giocato Messi sarebbe stato il migliore del mondo, tra l'altro nello stadio dedicato proprio a Maradona, quindi ha avuto coraggio a dire questa cosa. Però dicevamo appunto la squadra di Xavi, no nulla, c'è solo tifosi che urlano e sono felici di stare qui. C'è qualcun altro invece qui che vuole intervenire. A Calcio Napoli 24, un pronostico? Il giocatore che pensi possa decidere la partita? Osimhen. Il giocatore tuo preferito invece? Che non dovrebbe giocare titolare.